Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il riscaldamento globale non è ancora un problema, ma la giornata di sabato 10 luglio 1976 si preannuncia caldissima, tanto che Vittorio Occorsio, 47 anni, magistrato, sostituto procuratore della Repubblica negli uffici di Piazzale Clodio a Roma, si leva la giacca già in garage e la adagia sul sedile posteriore della sua Fiat 125 Special, targata Roma H0 1927. Sono le 8:30, Occorsio saluta il portiere Tonino e la moglie Diana, sale la rampa del garage e svolta a destra nel senso unico di via Mogadiscio, una stradina residenziale del quartiere africano. Dopo 100 metri deve voltare a sinistra su via del Giuba per dirigersi alla via Olimpica e arrivare all'ufficio. Senza che lui se ne accorga, all'uscita del garage una moto Guzzi rossa lo precede. È il segnale che l'uomo da colpire, il giudice Occorsio, è lui, quello a bordo della 125. All'angolo lo aspetta un ragazzo alto e corpulento che estrae da sotto il giubbotto un mitra Ingram in dotazione all'esercito spagnolo. Fa fuoco 2 volte, 2 raffiche da 30 colpi l'una. Con la prima infrange il parabrezza e tutta la parte anteriore della macchina. Occorsio apre lo sportello per fuggire, rotolandosi sotto la macchina, ma la seconda raffica lo colpisce in piena testa e muore sul colpo. L'assassino prende la borsa di Occorsio e lascia una manciata di volantini sul sedile con la rivendicazione dell'omicidio, firmato da Ordine Nuovo, il movimento politico che Occorsio aveva fatto mettere fuori legge 3 anni prima per ricostituzione del disciolto partito fascista. L'omicida, che si chiamava Pierluigi Concutelli, salta quindi su una Fiat 124 che lo aspettava con il motore acceso e fugge a tutta velocità seguito dalla Guzzi rossa. Mi chiamo Eugenio Occorsio, di lavoro faccio il giornalista e mi occupo di economia, ma questa volta vi racconto una storia personale, che personale non è, perché è la storia di mio padre, Vittorio Occorsio, il primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma. Le sue indagini si sono intrecciate con alcuni dei capitoli più bui della storia del nostro paese. Il podcast che state ascoltando si intitola Storia di un giudice ed è realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo On Air. In ogni puntata vi racconterò una di queste indagini. Ripercorreremo alcune delle pagine più dolorose e complesse dello scorso secolo, dalla metà degli anni 60 fino agli anni di piombo. Seguiremo i processi e le intuizioni di mio padre. Analizzeremo l'affare Sifar, la strage di Piazza Fontana, l'inchiesta su Ordine Nuovo, la banda delle Marsigliesi, la loggia P2 e tanto altro. Vicende e personaggi che hanno cambiato per sempre il volto del nostro paese. Occorsio è il primo magistrato ucciso a Roma negli anni di piombo, che sono appena cominciati. Era un bersaglio predestinato, era insieme un simbolo della magistratura indipendente che vuole fare piazza pulita dai violenti pericolosi per la società, ma era anche un uomo chiave in una serie di indagini tutte interconnesse, tutte collegate in qualche modo diabolico, che lui stava cercando di ricostruire, unendo i puntini, intuendo i collegamenti e i possibili sviluppi. Occorsio indagava sul terrorismo nero, sulla loggia P2, sui servizi deviati, persino sulla banda dei Marsigliesi che imperversava a Roma con rapine e sequestri di persona e che aveva legami sia con i servizi che con gli ambienti della destra eversiva, sia soprattutto con la stessa P2. Ma non solo, Occorsio, non per sua scelta, ma per una serie di coincidenze di cui parleremo fra poco, aveva indagato sullo scandalo del Sifar e infine su Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi del 1969. E anche qui, in entrambi questi casi che avevano sconvolto la vita democratica del paese, ancora prima degli anni di piombo, Occorsio aveva scoperto un nido di vipere pieno di connivenze, di depistaggi, di volontà restauratrice, di fascismo.
Ma a questo punto è necessario andare in ordine cronologico per raccontare la breve vita di un magistrato che si è trovato ad attraversare, senza elmetto ma con la schiena dritta, le vicende più torbide e inquietanti di uno dei periodi più drammatici della storia del paese. Vittorio Occorsio, nato a Roma da genitori napoletani il 9 aprile 1929, sposato con Emilia, professoressa di italiano al liceo classico, 2 figli, uno dei quali è il sottoscritto e poi c'è una figlia un po' più giovane, Susanna, fa il suo ingresso nella Procura della Repubblica di Roma alla fine del 1964. Aveva vinto il concorso in magistratura nel 1955 e aveva cominciato l'abituale trafila per diventare magistrato a pieno titolo. Per lui era il coronamento del sogno di una vita. Fin da ragazzo, ai tempi del liceo, voleva fare qualche mestiere che lo mettesse a confronto con il bene e con il male, però un confronto basato sui fatti. Capire per decidere, sapere per interpretare, questo era il suo principio, e soprattutto stare sempre dalla parte del più debole, perché la legge, mi ripeteva sempre, è fatta per tutelare i più deboli, quelli disarmati, vulnerabili, diseredati, e scoprire la verità oggettiva è sempre nel loro interesse. Così mio padre si fece i prescritti 3 anni da uditore, che è una specie di praticantato, in vari uffici romani. Poi pretore a Frosinone, dal 1958 al 60. Quindi stesso incarico a Terni per altri 4 anni. E poi a Roma. Prima destinazione, anch'essa un classico per i giudici junior, l'ufficio stampa, che non è, come siamo abituati a pensare, l'ufficio per i rapporti con la stampa, bensì l'ufficio che si occupa dei reati a mezzo stampa, delle querele, insomma. E proprio da una querela che gli viene affidata nel 1967 nasce un processo che avrebbe fatto epoca, ma per lui sarebbe stato l'ingresso in un tunnel di segreti sordidi, di funzionari disonesti e corrotti, di trame oscure con in ballo la nostra democrazia, dal quale non sarebbe più uscito, se non con la sua morte violenta 9 anni più tardi. Attenzione alle date. Il 1967 era un anno particolare, di transizione fra il boom economico, l'avanzata del centrosinistra, il preludio ai grandi movimenti studenteschi e operai dell'anno dopo. E anche l'anno in cui cominciavano a serrare le file i movimenti reazionari, fermamente intenzionati a bloccare l'orologio della storia. Tanto per fare un esempio non a caso, il 1967 è l'anno in cui comincia a agitarsi il principe Giunio Valerio Borghese, erede di una famiglia fra le più potenti di Roma, e basta essere passati a Villa Borghese e andate a visitare il museo che porta il loro nome per rendersene conto. In quell'anno il principe Borghese, dopo essere fuoriuscito dal movimento sociale italiano, crea il Fronte Nazionale, una terminologia da sempre cara alla destra in tutto il mondo. Basta pensare al Front National francese della famiglia Le Pen. È un'organizzazione di destra estrema, extraparlamentare, in cui peraltro confluiscono diversi elementi di ordine nuovo, e che ha tra i fondatori Stefano Delle Chiaie, l'anima nera del terrorismo fascista, un nome che incontreremo più volte andando avanti nel nostro podcast. Ma torniamo alla querela di cui stiamo parlando. Ripetiamo, l'anno è il 1967, però ci si riferiva ad anni ancora precedenti. La querela porta la firma del generale Giovanni De Lorenzo, che allora era il capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano. Ad essere querelato era il settimanale L'Espresso, nelle persone del direttore Eugenio Scalfari e dell'inviato Lino Iannuzzi, che continuavano a pubblicare articoli sempre più ricchi di particolari su un progetto di colpo di Stato. Il primo di questi articoli era apparso il 14 maggio 1967 con il titolo Complotto al Quirinale, ma molti altri erano seguiti con sequenza settimanale e sempre maggiori dettagli. L'Espresso era allora, e in buona parte continua a esserlo ancora oggi, un punto di riferimento per il giornalismo libero, che non guarda in faccia a nessuno, che combatte battaglie, le famose campagne, a fronte aperta. Gli articoli di cui stiamo parlando si riferivano a fatti di 3 anni prima, il 1964, e adombravano una presunta complicità, o perlomeno mancanza di reazione, niente meno che del capo dello Stato di allora, Antonio Segni,
che mio padre, il giudice Occorsio, peraltro non avallò mai fino in fondo, anzi, alla fine dichiarò estraneo al processo l'argomento specifico della responsabilità del Presidente della Repubblica. Ma cosa era successo? Cosa aveva scoperto l'Espresso? Il settimanale aveva rivelato che il generale De Lorenzo, che a quell'epoca era comandante generale dei Carabinieri, ma fino a poco tempo prima era stato capo del SIFAR, il Servizio Informazione della Difesa, si era dedicato a realizzare in questa funzione un'operazione di dossieraggio meticolosa e sconcertante su qualsiasi persona che aveva, effettivamente o presumibilmente, ruoli di qualche rilievo nel paese. Dirigenti industriali, amministratori delegati di aziende pubbliche e private, ovviamente politici di qualsiasi livello, ecclesiastici, compreso il Papa, sindacalisti, ufficiali militari di grado superiore, tutti avevano il loro dossier custodito nelle stanze segrete del SIFAR. E il dossier comprendeva tutti i dati pubblici e soprattutto privati di ognuno: indirizzo privato, scuola dei figli, amici frequentati, naturalmente eventuali amanti con relativo indirizzo e numero di telefono. Passeranno alla storia come le farfalle del SIFAR, perché, come succede alle farfalle, permettevano in qualsiasi momento di prendere chiunque con il retino dei ricatti. Tanto per fare un esempio, di Giuseppe Saragat, che era stato Presidente della Repubblica, venivano minuziosamente annotate le marche e le quantità di alcolici consumati e venne anche orchestrata ad arte una campagna di controinformazione destinata a dipingerlo ingiustamente come un ubriacone. Un altro esempio, il generale Aldo Beolchini, presidente di una delle tante commissioni che hanno indagato sul SIFAR, disse in un'intervista al settimanale Il Mondo: alcuni dossier erano mastodontici. Per l'onorevole Fanfani, ad esempio, c'erano 4 volumi, ciascuno gonfio come un doppio dizionario. La schedatura di esponenti pubblici da parte delle amministrazioni incaricate della sicurezza dello Stato, peraltro, era tradizione della storia italiana. Durante il fascismo, a parte che Mussolini aveva anche il suo archivio privato, era maestro del servizio segreto dell'ora, l'Ovra, guidata da Arturo Bocchini. Tra l'altro, sul destino di questi dossier, quelli del SIFAR, che erano pari fra i 150 e i 170.000, si sviluppò negli anni successivi un ulteriore giallo. Più volte il Parlamento ne ordinò la distruzione. Nel 1971 infine fu incaricato l'allora ministro della Difesa, Giulio Andreotti, ma nel 1974 si scoprì che la distruzione non era stata effettuata. Anzi, grazie ad alcuni suoi emissari, mise a loro le mani sui dossier Licio Gelli, e questi finirono così nella madre di tutte le agenzie di ricatto, la P2. Ma torniamo alla vicenda di mio padre. Il generale De Lorenzo aveva fatto, secondo quanto scritto dall'Espresso, molto di più che un'opera di dossieraggio. Aveva elaborato, con l'aiuto di un gruppo di fedelissimi, un vero e proprio progetto golpista. Era il piano Solo, così chiamato perché adesso partecipavano solo carabinieri. De Lorenzo era potentissimo. Sul SIFAR, tra l'altro, manteneva un controllo di fatto, perché aveva lui stesso fatto nominare al suo successore il fedelissimo generale Allavena. Con l'appoggio dei servizi segreti, quello da lui predisposto era un progetto golpista classico, alla sudamericana. Era stato preparato l'elenco degli enucleandi, cioè dei dirigenti da far arrestare, che erano praticamente i capi di tutti i massimi organismi dello Stato, fino a deputati e ministri, l'occupazione naturalmente della sede della RAI e anche della sede del Partito Socialista di Via del Corso, anch'essa da occupare e sgomberare. Era stato persino preparato, e indicato ai comandi territoriali, il luogo in cui tutti gli arrestati dovevano essere concentrati, presso una base militare in Sardegna. Un altro dei padri nobili del giornalismo italiano, Indro Montanelli, lo definì un golpe incompiuto ma innegabile. Perché tutto questo? L'origine va ricercata in una data ancora precedente. Il 4 dicembre del 1963, Aldo Moro aveva composto il primo governo di centrosinistra, con la partecipazione attiva dei socialisti. Era nato il cosiddetto centrosinistra organico, formato dalla Democrazia Cristiana, alleata con il PSD, con il PRI e appunto con il PSI, Partito Socialista Italiano,
guidata allora da Pietro Nenni. Ecco, l'obiettivo del tentato golpe era rimettere indietro l'orologio della storia, impedire che in alcun modo nel paese proseguisse l'apertura verso il centro-sinistra, a costo di farlo sprofondare in una dittatura militare, come era successo negli stessi anni in Grecia. Non se ne fece nulla, per fortuna. Forse una serie di crisi di governo, come spesso succede in Italia, convinsero i generali che il pericolo di un'invasione da sinistra non era imminente. Sta di fatto che il piano solo rimase un'incompiuta, ma il solo fatto che un progetto del genere era stato concepito costituiva esso stesso un reato gravissimo. Quindi mio padre prese molto sul serio la querela e l'oggetto di essa, cioè gli articoli sull'Espresso, e andò avanti nelle indagini fino al processo. Era il pubblico ministero, quindi inizialmente doveva prendere le parti del querelante, appunto il generale. Però ben presto, nell'aula del processo, cominciarono a affiorare incongruenze. Sentiamo cosa affermò il giudice Occorsio nella sua requisitoria finale. In una causa nella quale si procede a querela di parte non possiamo ignorare il comportamento della parte offesa, che fu singolare. Va notato che le smentite che riguardavano la posizione dell'ex presidente della Repubblica Segni furono più che tempestive. Il 10 maggio 1967, e cioè il giorno prima che il primo articolo dell'Espresso andasse in edicola, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il presidente in carica Saragat smentivano le accuse rivolte a Segni. Il generale De Lorenzo, invece, prima di fare una smentita contro accuse di tale gravità, attese ben 5 giorni. Non diciamo che questa sia una prova della verità dei fatti, ma osserviamo che certamente c'è stata una perplessità da parte di chi doveva fare la smentita. E non solo, la smentita fatta il 15 maggio 1967 non è integrale, non è contro le valutazioni espresse nell'articolo, bensì puntualizza alcuni fatti contestandoli, e cioè: nessun rapporto vi fu del generale quale comandante dei carabinieri ai quadri più elevati dell'arma, né il 14 luglio 1964, né dopo né prima. Si dovrà giungere al 12 ottobre 1967 perché il generale sporga querela, e limitatamente a 2 articoli. Eppure dal maggio 1967 non soltanto l'Espresso si stava sbizzarrendo sulla questione del colpo di Stato, bensì tutta la stampa italiana per alcuni giorni parlò con enorme risalto di questo argomento ed alcuni giornali prospettarono addirittura altre tesi. L'Astrolabio scrisse un servizio, Anatomia di un colpo di Stato, pubblicato il 21 maggio 1967, e riprese la stessa tesi dell'Espresso e nessuno lo querelò. Così un altro settimanale, Vita, diretto dal deputato D'Amato, ispirato ad ambienti vicini a Segni, fece un ampio servizio sostenendo l'estraneità ai fatti del presidente, ma precisando sul numero del 1 giugno 1967: De Lorenzo credeva che la situazione politica fosse prossima ad un totale collasso e che in questo si potesse inserire un suo personale tentativo. Ma a screditare definitivamente l'accusa si aggiunse una testimonianza, questa sì decisiva, quella del generale Giorgio Manes, uno dei collaboratori più stretti del generale De Lorenzo. Manes avallò la denuncia dei giornalisti, confermando in sostanza che il progetto colpista c'era. Pagherà carissimo questo suo desiderio di verità, con l'isolamento all'interno dell'Arma. Fu rimosso dall'incarico, sottoposto a procedura d'inchiesta interna, e infine morì di infarto il 25 giugno del 69 a Montecitorio, proprio mentre stava per entrare nell'aula della commissione d'inchiesta che intanto era stata costituita dal Parlamento appunto per accertare i fatti del SIFAR. Guarda caso, la cartella in cui aveva riposto le carte da esibire in commissione sparì. La moglie e il figlio per anni si sono battuti per dimostrare che Manes fosse stato logorato nel sistema nervoso da tentativi di annientarlo, perché deponendo avrebbe potuto smentire le menzogne e colmare i vuoti lasciati dalle reticenze di tanti uomini dello Stato. Quanto al processo, sfilarono in aula colonnelli, generali a 4 stelle,
informatori e chiunque fosse in grado di ricostruire quanto era accaduto in quell'estate del 64. Il generale di corpo d'armata Clemente Gaspari, per esempio, ammise di essere una delle fonti dei giornalisti e di aver parlato in particolare con Lino Iannuzzi delle mire autoritarie di De Lorenzo, di averne illustrato, sono parole del generale Gaspari, la sete di potere e l'ambizione. Altri ufficiali riferirono di aver ricevuto dai loro superiori liste di persone da arrestare. Infine fu ricostruita in aula la febbrile attività di schedatura, persino di persone che nulla avevano a che fare con la sicurezza militare e i segreti dello Stato, sulla cui valutazione di pericolosità, disse mio padre in aula, c'era semmai la responsabilità delle forze dell'ordine pubblico interne e non era certo compito istituzionale del servizio informazioni militare. Ecco un altro brano della requisitoria del PM Occorsio. Questi sono i fatti e questo è quanto sta scritto negli atti del processo. Non sono cose che abbiamo creato noi. Quando è iniziato questo processo, anche il pubblico ministero pensava che quella del colpo di Stato fosse tutta una favola. Al termine del processo, invece, alcuni comportamenti illeciti ed equivoci sono stati accertati. Elemento probatorio di grande rilievo è il rapporto Manes. Noi riteniamo che possa essere accettato integralmente e dirò subito perché. Certo non pensiamo che tra il generale De Lorenzo e il generale Manes possa esserci stata simpatia. Viceversa, ci saranno stati indubbiamente attriti. Non riusciamo a capire come si possa dire che il contenuto di questa relazione degli allegati sia falso, quando nessuno ha affermato che una sola parola è falsa. Tutti gli interrogati hanno riferito che le dichiarazioni riportavano esattamente quanto detto al generale Manes. Non ce n'è stato uno che ha messo in dubbio l'autenticità. Andò a finire che nell'aprile 68 mio padre chiese l'assoluzione dei giornalisti e la condanna di De Lorenzo per calunnia contro di loro. Una delle prime volte in cui il PM, alla luce del dibattito processuale, si convince non solo dell'infondatezza della querela, ma della malafede del querelante. La Corte, invece, dette ragione al generale e condannò i giornalisti. Ma la storia non è finita. Nel 69, un anno dopo la chiusura del processo, Occorsio, non per volontà persecutoria personale nei confronti di De Lorenzo, ma per coerenza e desiderio di libertà, chiese al ministro della giustizia Silvio Gava di poter indagare sul generale per il reato di usurpazione di potere pubblico, articolo 287 del Codice Penale. Gli fu risposto di no, dopo molti mesi di attesa, perché nel frattempo era in via di costituzione una commissione parlamentare di inchiesta che, come molte commissioni del genere, concluse i lavori con una relazione annacquata che non aggiungeva nulla a quanto si sapesse. Nei mesi e negli anni successivi, tuttavia, una fitta serie di indagini parlamentari, giornalistiche e governative, in particolare un'inchiesta condotta da Carlo Gregoretti per l'altro settimanale di punta dell'epoca, Panorama, dimostrarono che il progetto esisteva. Il piano solo non era una fantasia, tanto che De Lorenzo fu infine rimosso dal suo prestigioso incarico di capo di Stato Maggiore. Solo alla fine degli anni 90, più di 30 anni più tardi, gli omissis posti dalle autorità militari su carte e verbali contro i quali mio padre si era disperatamente battuto furono infine rimossi e svelarono la verità più inquietante, che mio padre, il giudice Occorsio, aveva perfettamente intuito. Il progetto di golpe esisteva, e come se esisteva, e mio padre cominciò a entrare nel mirino dei cosiddetti corpi separati dello Stato che invece lui si illudeva di riuscire a ricondurre sui binari di una civile e trasparente convivenza democratica. A quel punto, una sorta di lettera scarlatta cominciò ad accompagnarlo, e il contenuto di questa lettera era la sua libertà di giudizio, che evidentemente però a molti non piaceva. Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per Intesa San Paolo On Air. Scritto e raccontato da Eugenio Occorsio. Prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo. Studio di registrazione Studio Colosseo. Studio manager Domenico Carillo. Segretaria di produzione Vittoria Francis. Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli. Post produzione Antonio Caruso.
Per Fondazione Vittorio Occorsio, Eugenio Occorsio, presidente e legale rappresentante. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.